Io sono Lavinia e porto la testimonianza di Alberto, un mio amico. Quanti anni ha? Ha 27 anni, Quando è emigrato? nell'aprile del 2011, Come? in aereo, E perché? perché aveva trovato un lavoro come in una multinazionale che si muove nel settore delle telecomunicazioni, ma anche per cambiare aria. È emigrato con qualcuno o da solo? È immigrato da solo, ma lì aveva comunque un amico spagnolo. La lingua com'è stata? Un problema? Nel campo lavorativo non c'è stato problema perché comunque lui parla fluidamente l'inglese. Il problema della lingua spagnola si è presentato più nel discorso rapporti sociali, infatti inizialmente si sentiva solo perché non riusciva a avere delle conversazioni, ma ora che ha imparato lo spagnolo va tutto bene. Che sistemazione ha trovato lì? Come ho detto prima aveva un amico spagnolo, quindi per le prime settimane ha vissuto con lui, dopo trovando un suo appartamento ora vive da solo. Dove si trova meglio, in Italia o in Spagna? Quando torna in Italia sta male perché comunque ha la sua famiglia e gli amici, tuttavia lui non svede ancora un futuro prossimo in Italia e sente comunque la sua casa in Spagna, ora come ora. Ha trovato una situazione favorevole lì? Inizialmente stava male, infatti aveva voglia di tornare in Italia anche per il discorso che non conosceva nessuno e perché comunque la sua vita era completamente cambiata, gli mancavano gli amici. Ora la cosa è, conoscendo persone così, non sta più male, vive bene in Spagna. Ha mai avuto voglia di tornare? La voglia di tornare nel momento in cui è in Spagna non la sente molto, ogni tanto gli mancano gli affetti, ma quando deve poi ripartire per tornare in Spagna lo fa star male vedere la madre che comunque vorrebbe trattenerlo in Italia, ma tuttavia comunque con il lavoro e ora aver trovato una vita sociale anche in Spagna sta bene in Spagna. Funziona? Sì. Ok, nome? Allora, mi chiamo Riccardo, ciao a tutti innanzitutto. Età? Ho 26 anni, quasi 27. Dove sei nato? Sono nato a Padova nel 1985. E parlaci di quando sei emigrato. Allora, io in realtà ho cominciato a lasciare il paese molti anni fa, già nel 2006, però effettivamente nel 2010 mi sono spostato in Cina, a Shanghai, prima per studiare e poi per fermarmi lì a lavorare. Per quale motivo? Motivo, allora inizialmente comunque è stato un motivo culturale, io avevo già studiato lingue orientali, avevo già vissuto in molti altri paesi esteri, mi trovavo molto bene nel vivere all'estero e perciò era inizialmente uno stimolo culturale e di curiosità, insomma ero molto attirato da questi paesi dove cultura, cucina, lingua, modo di pensare era così diverso dal nostro che diciamo non ho potuto resistere a andare in quei paesi e a stabilirmi lì, perciò inizialmente è stato un motivo di curiosità mia personale, diciamo un motivo più culturale, di scoperta, di ricerca, poi ovviamente ho trovato opportunità molto buone anche sul campo lavorativo, perciò ho deciso di fermarmi più a lungo. E con che mezzo sei emigrato? In aereo. Viste le distanze. E sei emigrato da solo o con altre persone? Da solo, sono in tutti i paesi in cui sono andato e anche in Cina nella fattispecie mi sono sempre recato da solo. Ma hai trovato altri immigrati che si stabilivano lì? Allora a Shanghai c'è una comunità italiana con cui io però non ero in contatto, a dire la verità, dunque sapevo dell'esistenza di altri emigrati, però non ne ho conosciuti
personalmente. E conoscevi qualcuno del luogo in cui sei emigrato? Allora, quando sono arrivato non conoscevo nessuno, sono arrivato, ho cercato alloggio, diciamo, e piano piano mi sono arrangiato di tutto, appunto non avevo contatti, non avevo niente, ho costruito, diciamo, la mia vita quotidiana giorno per giorno, e poi ovviamente pian piano ho conosciuto gente, insomma. E come sei stato accolto? Cioè hai avuto problemi di integrazione? Beh, inizialmente non è stato facilissimo, in realtà non sono stato accolto male, il problema maggiore era un problema di tipo comunicativo, in quanto io non parlavo una parola di cinese, non avendolo mai studiato, e sono arrivato lì e l'ambiente in cui mi trovavo non era per niente anglofono, io parlo inglese, loro no, perciò c'erano molti problemi di comunicazione all'inizio. Dopo un po' io comunque ho cominciato a studiare cinese, dopo un po', man mano che il mio cinese migliorava, questi problemi di comunicazione, diciamo, sono andati risolvendosi in modo abbastanza facile, diciamo. E hai avuto problemi per quanto riguarda la sistemazione? Sistemazione no, inizialmente mi sono appoggiato all'università in cui studiavo, poi ho trovato una sistemazione personale mia, anche dopo cominciando a lavorare, qualcosa che fosse più comodo, diciamo, al luogo in cui lavoravo. Per quanto riguarda il lavoro, che lavoro hai trovato? Lavoravo per un'azienda che importava vino, diciamo import-export, un'azienda di Hong Kong, che importava vino dai maggiori paesi produttori, Stati Uniti, Cile, Italia, Francia, Argentina, Australia e Nuova Zelanda. Li importava nel mercato di Hong Kong e della Cina, in particolare Shanghai, e appunto li rivendeva. Hai mai voluto tornare in Italia? Ma appunto, come ho già detto, io ero già abituato a vivere all'estero da molti anni, e seppur amo il mio paese, i miei amici, la mia famiglia, diciamo, la mia vita all'estero è una vita che io apprezzo molto, è proprio uno star bene, perciò io immediatamente tornavo una volta ogni anno e mezzo, e molto contento di vedere la famiglia e gli amici, però diciamo vivevo la mia vita quotidiana nel paese in cui stavo, senza quella sentimento di mancanza o di nostalgia per l'Italia, perché appunto io lì avevo una vita che mi entusiasmava, mi dava stimoli ogni giorno, perciò insomma non avevo questo forte bisogno di tornare in patria, diciamo. Sì, per quanto riguarda tipo il permesso di soggiorno. Il permesso di soggiorno, inizialmente avevo un permesso di studio, poiché diciamo il primo passo è stato imparare il cinese, studiare il cinese, e dopo un po' ho trovato il lavoro e mi è stato cambiato il visto da studente in visto lavorativo. Queste sono cose di cui si prende cura la ditta per cui lavori una volta che hai deciso di assumerti. Ok, ultima domanda, e tra Italia e Cina cosa preferisci? Allora, ci sono i pro e contro in entrambi i paesi. Personalmente devo dire che al momento preferisco la Cina, perché un motivo, sempre quello a cui mi riferivo prima, è un motivo culturale, un motivo mio personale di curiosità. La Cina è un paese molto diverso dall'Italia, io essendo italiano conosco abbastanza bene la realtà italiana, mentre avrei molto da scoprire della cultura e della società cinese. In più al giorno d'oggi la Cina, in particolare Shanghai, è un ambiente molto dinamico che offre molte opportunità ai giovani, molte opportunità in campo lavorativo, molte possibilità di esprimersi, di far bene, di mettersi in gioco, di mettersi alla prova, perciò per il motivo personale di curiosità, ma anche devo dire pratico, di possibilità di crescere e di riuscire, devo dire che al momento preferirei la Cina. Ok, per finire ci fai un saluto in cinese? 再见. Ok, grazie.